Domenica, il 2 di settembre, si è tenuta la quinta edizione de Sagre de Polente Furlane organizzate de famee furlane di Montevideo in Uruguay e ospitate in te sede di Chiase Italie. Un successo che l'acchiappa dentro 85 persone, tra soci e simpatizzanti. Il presidente Bernardo Zanier, cemut che di tradizione, alla curare la quete de Polente in tai tradizionali chialdirs preparats al viert. A lui si sono alternati collaboratori di ogni età. Il momento di più maravè, pai presins, agli è sempre il tai de Pulente cul spali. La proiezione dal documentario Il Sium di formare une colonie, parcure di Attilio De Ana, che all'onore i Prince Colons Furlans in Uruguay, alla emozionati presins, riportanta e memorie li scontis scoltadis in famee. La famee furlane di Montevideo si prepara ai fiesti spai 80 Times de sua fondazione, che si tigneranno il prossimo 5 di ottobre, quando al sarà proiettato il documentario dedicato al professor Guido Zanier in tal centenari de sua nascite. Guido Zanier, un professor dal Cur Furlan. Ve il saluto di Attilio De Ana. Anin in denant, cui festeggiamenti dagli 80 anni de famee furlane dall'Uruguay. Questa è la quinta edizione de Sagre della Polente e hanno partecipato più di 100 persone. La Sagre va in denant con la proiezione di un documentario. Sabide ai cutuardis di settembre il Centri Furlan di Sante Fe, fogolar argentin fondato in tal 1951, stat da chiave di Daniel Angel Gon, alla partecipato al secondo anno a Egnò dai Museus, une proposte dal Comune di Santa Fe per far conosci i luoghi storici de città. La comunità furlane è a vier cum braure la propria sede che ospite il Museo Furlan, creato in tal 2017, accettando tanti visitatori interessati, dan la via a esserade con une conferenze sull'artigianato e sui mistirs dai furlans e dai italians immigrati di altri regioni. La presentazione, tenuta des professoris Maria Luisa D'Angelo e Susanna Persello, già presidente del Fogolar, alla generat curiosità, emozioni e ricordi, valorizzando la capacità di che sono arrivati a sopravvivi in grazie di un mistier manual, artesanal. Il Centri Furlan ha constatato con plaisir che il museo ha un valore di mantenere e conservare per comunità furlane, per storie e per comunità di Sante Fe de regione. Screade con gran successo all'ufficio di collegamento de regione Friuli Vignesi e Giulia a Bruxelles la seconda tappa dal progetto L'Art de regione Friuli Vignesi e Giulia a Bruxelles. A presentare l'avvenimento che viot protagonista fino ai 31 di ottobre, con 2 personaggi e più di una cinquantina di opere importanti, i pittori furlans Claudio Mario Feruglio e Toni Zanussi. Sono intervenuti il chiave di gabinetto de presidenza de regione Friuli Vignesi e Giulia, Sandra Sodini, il consul generale di Italia a Bruxelles e residore dall'Istituto Italiano di Culture, Francesco Variale, e l'architetto Marianna Acerboni, ideatore e curatore di tutto il progetto. La mostra è promovuta e sostenuta da Regione Friuli Vignesi e Giulia con Fondazione CR Trieste e è fatta in collaborazione con l'En Friuli in Talmont. Il ciclo espositivo dedicato agli artisti della regione alla in davanti con la mostra personale di Giorgio Celiberti dai vot di novembre fin alla fin dall'anno, che in tal'ambito d'esposizione celebrerà il suo 95esimo compleanno. Alle dut parusgnò, gnovis al termine chi. Mandi e buone serate.